cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956? Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Alla sua tavola si parlava e si discuteva di tutto, di letteratura, di amore e della vita vera, quella che si impasta con le mani e profuma di burro e legna di bosco. Questo podcast è per lei, è per chi crede che le storie più belle non si leggano solo nei libri, ma si respirino nell'aria, tra il calore del fuoco e una risata che non se ne va. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. La prima volta che sono entrata in casa di Rachele Padovan era il 2007, ma io, allora, non sapevo niente di Rachele. Sapevo solo che era estate, che la luce del mattino aveva quella qualità quasi liquida che hanno certe mattine italiane e che stavo andando da qualche parte, seguendo qualcuno. Tutto qui. Questa è una storia di passaggi di testimone, di anime affini che si riconoscono e di fili che si intrecciano attraverso le trame del tempo. A portarmi fu Giancarlo Zuin, fotografo, uno che il mondo lo aveva attraversato davvero, con la polvere nelle scarpe e il vento addosso. Reportage, incarichi importanti, perfino lavori per il National Geographic. Aveva lo sguardo di chi ha visto abbastanza dolore da non farsene più spaventare e abbastanza bellezza da non poterne fare a meno. La giovinezza non gli aveva risparmiato niente, ma lui aveva scelto di rispondere con un gesto preciso: guardare, mettere a fuoco, restituire. Mi disse che in quella casa era stato molte volte, che quando andavi da Rachele, a pranzo o a cena, se le piacevi non eri più solo un ospite. Non ti faceva accomodare in sala da pranzo, ma in cucina. E mentre si mangiava, si discuteva di arte, di libri, di politica. A volte, mi raccontava, ti trovavi a dividere il pasto con Mastroianni. Altre, a scoprire quali fossero i biscotti preferiti di Commisso. Ma non era questo il punto. Il punto era Rachele, spigolosa e tenera insieme, diceva Giancarlo. Una donna dai modi asciutti, che non amava perdersi in chiacchiere, abituata a camminare dritta in un contesto per nulla tenero, ma che se ti riconosceva lo faceva per sempre. Quella mattina insistette perché io andassi con lui. Diceva che dovevo respirare il profumo di quella cucina. Non parlava solo di cibo, lo capivo. Parlava di un luogo dove le cose accadevano, dove le vite si sfioravano lasciando traccia. E io non sapevo nulla di tutto questo. Entrai in quella casa come si entra in una storia che ancora non sai che un giorno dovrai raccontare. La casa di Rachele è una tipica casa ampezzana del Settecento, costruita in pietra, con il tetto spiovente e le balaustre di legno finemente intagliate. È ancora lì, oggi come allora. Si trova nella conca di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, in Veneto. La località è Salieto, poco fuori dal centro. Quando ci torno, insieme al team di produzione di questo podcast, sono passati 19 anni. Eppure, entrando in cucina, ho la sensazione che il tempo si sia fermato. Riconosco gli stessi dettagli dei miei ricordi: i fiori secchi appesi alle travi del soffitto, i pomodori essiccati e i vasi con le erbe aromatiche. Sui balconi ciclamini dai colori accesi. I gatti sono diversi da quelli che ho incontrato la prima volta che ci sono stata. Ad accoglierci però c'è sempre lei, Mina Buscicchio Balsamo, classe 1941. È la nipote di Rachele, la figlia di sua sorella Elvira. Con zia Rachele ha condiviso una vita intera, prima da sola, poi con il marito, il pittore Renato Balsamo, e con le figlie Yara e Maya. Mina ha una bellezza senza tempo e profondi occhi verdi. Possiede un'eleganza naturale che vive nella postura, nei gesti, nella voce e nel modo di servire un tè
e una torta Linzer fatta in casa apposta per noi. È lei oggi la custode delle memorie di Rachele ed è lei la custode della storia che vogliamo raccontarvi. Una storia che da quando l'ho incontrata ho sempre pensato fosse troppo densa di significato per rimanere chiusa in quella cucina. È una storia che merita di essere tramandata. Questa è la sua voce. Una famiglia tipicamente ampezzana. Mio nonno era appunto qui da tutta la sua vita. E la zia è cresciuta qua, però ha avuto presto da ragazzina conoscenze che poi sono diventate molto importanti. E quindi ha cominciato così ad avere ospiti in casa per arrotondare un po' il bilancio familiare, ovviamente. Ed era una casa agricola, una vita agricola, si coltivava il fieno, le verdure per l'orto ed era una vita molto più semplice, insomma, meno complicata di quello che è diventata poi. Rachele Padovan nasce a Cortina d'Ampezzo il 18 febbraio del 1916. Cortina a quel tempo non è Italia, è territorio dell'impero austro-ungarico e tale rimarrà fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Cresce in un ambiente rurale, dove a governare la vita sono i tempi del lavoro nei campi, nelle stalle e nei pascoli, e negli anni 40 avvia un'attività che la renderà celebre. Trasforma la propria casa in quello che oggi forse potremmo definire un home restaurant e in un cenacolo culturale e letterario semplice quanto esclusivo. Un'idea rivoluzionaria per l'epoca, come ci racconta una cortinese che ha avuto modo di conoscerla. Si chiama Paola Franco e avremo modo di ascoltare spesso la sua voce in questa storia. Paola è consultrice dell'Accademia Italiana della Cucina e profonda conoscitrice della storia e delle tradizioni di Cortina d'Ampezzo. Fondamentale il fatto che lei sia stata la prima donna imprenditrice in cucina, perché esistevano sì gli alberghi, ma lei ha fatto un ristorante in casa propria. Cioè, questa è stata un'innovazione pazzesca, se uno ci pensa. Una cosa che all'epoca nessuno aveva preso mai in considerazione. Esistevano gli alberghi, esistevano quelli che affittavano le camere, ma chi era in grado di mettere su un ristorante nella propria stua non c'è mai stato se non Rachele. Quindi è stato qualcosa di inusuale che incuriosiva e ti straniva quasi che ci fosse questa opportunità incredibile di andare a fare una cena gourmet, come si dice adesso, in un'abitazione privata antica, in mezzo a legni antichi, mobili d'epoca, in una casa ancora con queste caratteristiche che già cominciavano a mancare a Cortina, perché c'erano già le prime ristrutturazioni, quindi era un patrimonio che si era già cominciato a perdere. Mina, che ha collaborato con zia Rachele fino a che l'attività è rimasta aperta, si ricorda bene gli inizi di questa avventura. Funzionava in maniera un po' particolare. Allora, siccome avevamo anche delle stanze, allora c'erano gli ospiti di casa, che erano anche amici quasi sempre, e dei grandi personaggi abbiamo avuto come ospiti di casa, tipo Neri Pozza che veniva, stava qua un mese, il poeta Zanzotto, e poi il poeta Mario Luzzi, e poi tantissimi. E questi mangiavano mezzogiorno e sera, però mangiavano la sera alle 8 e alle 9:30 aprivamo come il ristorante. E siamo stati, credo, i primi ad organizzarci con la prenotazione, perché essendoci pochi posti, il tipo di cucina era cucina familiare, non era a scelta. E allora alle 9 si faceva la cena per gli ospiti di fuori, insomma, fuori casa. Non si ordinava à la carte, decideva Rachele cosa mettere in tavola, in base a quello che c'era nell'orto e in dispensa. Venivano qui non sapendo cosa avrebbero mangiato, però siccome c'era una varietà tale di cose fatte ogni volta sempre fresche, appena fatte, quindi si cominciava dagli antipasti, c'erano, fai conto, 7-8 antipasti caldi, poi c'erano le cose che lei faceva, i funghi sott'olio, cose varie, salumi, eccetera. Poi si passava a un primo, ovviamente sempre pasta fatta in casa e così. Poi un secondo, chi ce la faceva a mangiarlo, e poi c'era il dolce, sempre fatto in casa. E quindi
Ovviamente c'era da mangiare per chiunque, anche chi era in dieta poteva non mangiare una cosa, però funzionava come quando uno va a casa di un amico, viene invitato a cena e mangia quello che c'è. Non c'era possibilità di scelta, ecco. Mangiavano più che volentieri. E ricordo una volta infatti degli amici di Barilla che scendevano le scale, io ero fuori sul balcone e ho sentito dire: finalmente abbiamo mangiato in maniera naturale e abbastanza, perché era il periodo della nouvelle cuisine e venivano da questi pranzi un po' modesti, diciamo, come quantità. Sfogliando il grande libro delle dediche che Mina custodisce, una cosa appare subito chiara: da quella casa è passato il mondo. Negli anni, attorno a quella tavola si sono seduti scrittori, artisti, attori, registi, musicisti, alcune tra le menti più brillanti del Novecento. Alcuni restavano per una stagione intera, altri per una sera soltanto. C'era chi tornava ogni anno e chi compariva una volta sola, lasciando però un segno. Non è certo un elenco a raccontare davvero questa storia. È piuttosto il modo in cui quelle presenze si sono intrecciate, il clima che si respirava, la libertà con cui le relazioni prendevano forma. Perché questo podcast non è soltanto il ritratto di una donna straordinaria, è anche il racconto di una rete, un modo per attraversare il Veneto seguendo fili invisibili che legano luoghi e persone, paesaggi e parole. In questa prospettiva la casa di Salieto è stata senza dubbio il crocevia di incontri che raccontano bene la vivacità sociale e culturale di una località destinata a diventare iconica. Abbiamo chiesto a Francesco Chiamulera, giornalista cortinese e fondatore della rassegna letteraria Una montagna di libri, di spiegarci qual è l'eredità lasciata da Rachele e perché ancora oggi, a 110 anni dalla sua nascita, continua ad essere ricordata come una delle figure più interessanti della Cortina del Novecento. C'è una casa a Salieto, in fondo a Cortina, che per noi aveva un significato particolare. Ce l'ha qui a Cortina perché immaginatevi una discreta fila di personaggi illustri del Novecento che in una qualche serata di agosto o di luglio a metà del Novecento si fanno avanti verso un rustico ex fienile in una bella casa ampezzana antica, e lì dentro c'è una signora che ha delle salde origini e radici in questo luogo, ma che non ha considerato questo territorio come un limite o un confine, bensì come un'opportunità e un'occasione per cercare l'intelligenza. Ecco, tutto questo è la casa di Rachele Padovan, ed è per questo che noi abbiamo voluto fuori da quella casa installare uno dei 18 cartelli dedicati alla letteratura nelle Dolomiti di Accadde a Cortina, perché se a metà del XX secolo Cortina è un ritrovo fisso di scrittori e artisti, c'è un posto dove ci si dà appuntamento in particolare. Lì la nostra Rachele incontra tra gli altri da Ernest Hemingway a Mario Luzzi, da Giovanni Comisso ad Andrea Zanzotto, da Giuseppe Berto a Gassman, Mastroianni e Maraini, ma soprattutto io ho un ricordo, quello che il mio amico Ennio Rossignoli, che era un letterato di Cortina, diceva di Rachele, che mentre ti spadellava un piatto di Casunziei o di Canederli, nel tratto rustico della sua abilità ai fornelli, nel frattempo era capace di intavolare una conversazione con uno dei grandi giornalisti o scrittori italiani di quell'epoca. Era questa informalità che oggi si è un po' perduta. Viviamo nella triste gabbia degli uffici marketing, delle relazioni decise, degli uffici appositi, dal calcolo preventivo di che cosa può fornire un vantaggio di immagine a qualcuno, mentre lì le cose avvenivano per caso. Era un caso ricercato, ma era un caso. E così succede che per noi Rachele Padovan rappresenta non soltanto una inestimabile testimonianza di una interpretazione della cucina ampezzana, raccolta, lo ricordiamo, in un libro del 1981 nel quale lei definiva la cucina ampezzana come una gastronomia povera, anzi austera, e io qui la sto proprio citando,
e qui ci si sente il brivido di 400 anni di Asburgo e di Austria in questa bella definizione. Però per noi anche è una testimonianza di come il tratto locale e il tratto internazionale a Cortina si siano incontrati, ed è questo che suscita, se vogliamo anche felicemente, un po' di invidia da parte di altri luoghi magnifici della montagna, ma che non hanno avuto questo giro fantastico, come l'aveva chiamato Giovanni Nuvoletti per Domini, una ronde du plaisir forsennata, gioiosa e beffarda, con tanto di giostra delle vanità annessa, ovviamente, perché si sprecano ovviamente le cose irrilevanti in questo gioco. Erano molto rilevanti invece i rapporti che Rachele intavolava in quella sua stube ampezzana costellata di pentole di rame e di erbe di campo e di cose che si portava con sé per intrattenere i suoi ospiti. Se vogliamo è l'eterno paradigma del convivio, quella cosa per la quale la tavola, che inizia come luogo di nutrizione e per far stare bene gli altri dal punto di vista gastronomico, un po' come succede in quel film fantastico che è Il pranzo di Babette, diventa la scusa per un volo verso altre mete, verso altri lidi, verso il reame del sogno o anche soltanto dello stare bene insieme. Mentre queste presenze eccellenti si alternano attorno alla tavola di Rachele, fuori il mondo continua a muoversi. Cortina cambia, si trasforma e si apre. Per capire davvero che cosa diventerà, bisogna fare un passo indietro, a quando, prima di essere desiderata, la montagna doveva essere soprattutto capita. Provate a immaginarla Cortina, allora, quando la casa di Rachele viene costruita, alla fine del Settecento. Non esistono ancora gli alberghi come li intendiamo oggi. Ci sono poche locande, appena 3 o 4, che offrono un pasto caldo e, se va bene, un posto dove dormire. Questa montagna all'inizio non è vacanza. Qui arrivano geologi e naturalisti per studiarla. Nel 1781 Déodat de Dolomieu identifica la roccia che porterà il suo nome. Da quel momento la Dolomite smette di indicare soltanto una formazione geologica e diventa il segno distintivo di un territorio intero, oggi protetto dall'UNESCO. Poi lo sguardo cambia. Con il romanticismo nell'Ottocento, la montagna smette di essere solo fatica e pericolo e diventa esperienza, attrazione e desiderio. La svolta decisiva arriva nel 1871 con l'apertura della ferrovia della Pusteria. Cortina diventa finalmente più accessibile e comincia ad attrarre viaggiatori provenienti soprattutto da Austria e Germania. Tra loro figurano esponenti dell'aristocrazia europea, richiamati dalla caccia e dalle prime imprese alpinistiche. È questo orizzonte mitteleuropeo a imprimere un segno profondo sullo stile, sulla cultura, sul turismo e perfino sulla cucina della valle. Con l'inizio del Novecento si affaccia anche un nuovo protagonista, lo sciatore. Nel 1903 nasce lo Sci Club Cortina e dalle Tofane si vedono scendere i primi sportivi con sci di legno, lunghi e rigidi, lontanissimi dalle attrezzature leggere e ipertecnologiche di oggi. Pochi anni dopo, il 13 settembre 1909, viene inaugurato il tratto Arabba-Cortina della Strada delle Dolomiti, celebrato dalla stampa europea e americana come una delle grandi opere ingegneristiche del tempo. Si completa così il progetto avviato nel 1901 su impulso di Theodor Christomanos. Un'infrastruttura imponente che collega Bolzano alla Val di Fassa, a Livinallongo e a Cortina. I passi dolomitici, un tempo percepiti come barriere naturali, diventano parte di un percorso panoramico di straordinaria attrattiva. È in questo passaggio storico che Cortina comincia a delineare la propria identità, una località capace di intrecciare montagna, sport, mondanità e cultura. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'apertura verso un pubblico sempre più internazionale accelera ulteriormente. E come racconta Paola Franco, sarà con le Olimpiadi invernali del 1956 che la trasformazione diventerà definitiva, consacrando Cortina a palcoscenico globale. Cortina è diventata cittadina turistica la prima metà dell'Ottocento, fondamentalmente turismo solamente estivo. Con i primi del Novecento si è iniziato invece a praticare lo sci.
è aumentato il flusso turistico perché c'è stato sia quello estivo che quello invernale. Teniamo presente che la prima funivia di Cortina è stata fatta nel 1925 ed era già un impianto che portava gli sciatori dal centro di Cortina alla zona di Pocol dove c'erano le piste di sci. Gli alberghi c'erano già gli impianti sciistici, non quelli che siamo abituati a vedere adesso. Si andava a sciare, si risaliva scaletta, si scendeva come si riusciva. Gli alberghi erano già diventati importanti anche per la clientela estera, non solo italiana, ma non c'era questo afflusso così importante. Il cambio vero c'è stato con le Olimpiadi del 56 trasmesse in televisione, tra l'altro. Prime Olimpiadi trasmesse via etere. Questo ha fatto sì che venisse conosciuta ovunque. Aumentano gli alberghi, aumentano il numero di posti letto, aumenta la clientela e c'è questo grosso indotto turistico che fa sì che Cortina cambi completamente, perché comincia a esserci turismo, chiamiamolo quasi di massa, quindi diventa un posto per le vacanze sia estive che invernali. Le presenze, che alla fine dell'Ottocento erano più o meno 4.000 all'anno, si trasformano su cifre che si va su 40-50.000, quindi aumenta moltissimo. È con le Olimpiadi del 56 che Cortina entra definitivamente nella storia, fissandosi in modo indelebile nell'immaginario collettivo. I numeri raccontano con chiarezza la dimensione del salto compiuto da questo evento. Se a Chamonix nel 1952 partecipano 245 uomini e appena 13 donne, in rappresentanza di 16 nazioni, a Cortina gli atleti diventano 688 uomini e 132 donne, provenienti da 32 paesi. È il segno di un fenomeno ormai globale, amplificato dal fatto che per la prima volta i giochi vengono trasmessi in televisione. Le due Germanie sfilano insieme, come un'unica squadra, accompagnate dall'inno alla gioia. Un'immagine potentissima, se considerato che siamo nel pieno della guerra fredda. Gareggiano esclusivamente atleti dilettanti e nei manifesti è vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale. L'ideale olimpico, almeno formalmente, resta distante dalle logiche degli sponsor che segneranno i decenni successivi. Il glamour è assicurato dalla presenza di star del cinema e della musica. Pur non esistendo ufficialmente la figura della madrina olimpica, di fatto ce n'è una, Sophia Loren. Per la diva più acclamata dell'epoca è l'anno de La fortuna di essere donna, presentato proprio a Cortina in concomitanza con i giochi. La stampa la segue ovunque. Lei dispensa sorrisi tra Corso Italia, bar e ristoranti alla Page. Si lascia fotografare sui campi di gara con un cappotto bianco e un cappuccio che incornicia la sua inconfondibile acconciatura vaporosa. Il mascara abbondante rende gli occhi ancora più magnetici. Qui c'è praticamente tutto: cinema, mondanità e neve. Che siano le sequenze in bianco e nero conservate nelle techerai o le migliaia di fotografie che hanno fatto il giro del mondo, le istantanee di questi giorni restituiscono i frammenti di un'Italia fiduciosa, elegante, proiettata verso il futuro. L'Italia che si affaccia al boom economico e Cortina diventa un'icona. Cambia il modo di viverla, la montagna. Comincia a diventare più elitaria, non solo per andare in vacanza, per fare le passeggiate a Presciare, ma per farsi vedere che sei a Cortina. Cortina diventa quasi uno status symbol di chi viene in vacanza. Sono giochi, come ricorda anche Mina all'epoca adolescente, che trasformano il paese anche nella sostanza. Si costruiscono nuove strade e si realizzano nuovi impianti. Mina, tu nel 1956 avevi 15 anni. Com'era la Cortina di quegli anni? Molto più agricola che zona di villeggiatura, molto più semplice di adesso, meno strade, meno macchine, meno tutto, però era molto bella, insomma, più vivibile, diciamo, ecco. E che cosa ricordi di quelle Olimpiadi? Hanno fatto lo stadio, hanno fatto il trampolino di lancio per gli sci, hanno fatto la pista di bob che già c'era ma l'hanno rimessa a posto.
Poi strade anche qui per arrivare a Saglietto, c'era qui le piste da fondo e hanno rifatto la strada, il ponte, ma tutto in maniera molto vivibile, diciamo, ecco. Nel 1956 la cucina di Rachele è già un indirizzo ambito. Il bel mondo che gravita attorno ai giochi si accomoda accanto a intellettuali e industriali, in un intreccio continuo tra mondanità e pensiero. Ma lei non è mai una spettatrice silenziosa dei cambiamenti che la circondano. Gestisce da sempre la sua casa con fermezza, con criterio, con libertà. Discute con i suoi ospiti, prende posizione, decide chi può entrare e chi no. E tra i nomi rimasti fuori non mancano rifiuti eccellenti. Mina, a chi ha detto no Rachele? Ma lì è stato un qui pro quo. A un certo punto telefono dal posta e dicono vorremmo prenotare una cena, ma chi c'è? Sono personaggi e così. E la zia ha detto vabbè, non c'ho posto, perché lei voleva sapere chi veniva a mangiare a casa sua. E quindi il povero Gianni Agnelli non è venuto a cena dalla Rachele. E se ne hanno parlato anche i giornali, la Rachele che rifiuta Gianni Agnelli. È stato così, un disguido, diciamo, non si sono capiti. Dovevano dichiarare, lei voleva sapere chi viene a cena e quindi questo era il suo modo di fare. Lei diceva, se volete venire a cena venite come se andaste da un amico, all'ora giusta che io vi do, perché io faccio da mangiare al momento, sì, è tutto appena fatto, non posso trascinare le cose per ore, insomma. E poi c'è una scelta che in quegli anni dice molto più di tante altre cose. Rachele non si sposa. In un tempo in cui il destino di una donna sembrava già scritto, matrimonio, famiglia e una vita dentro confini precisi, lei sceglie un'altra strada. Non per ribellione plateale, non per manifesto ideologico, semplicemente perché forse la sua casa diventa il suo mondo e il suo mondo diventa una casa aperta agli altri. Non è una rinuncia, è una forma diversa di fedeltà alla libertà, alla cultura, a una vita che non ha bisogno di definizioni convenzionali per essere piena. Paola Franco ha un'idea ben precisa su quelle che furono le conseguenze felici di questa sua scelta. Rachele ha avuto la fortuna, secondo me, di non sposarsi, perché ha mantenuto questa sua grandissima autonomia, è stata baciata in fronte dalla fortuna di avere una grandissima intelligenza, era una donna meravigliosa da quel lato, colta, curiosa soprattutto, che è una grandissima peculiarità. Lei apriva le orecchie, ascoltava i discorsi e assorbiva come carta assorbente la cultura, perché la storia di Rachele scolastica non è stata un percorso normale. C'erano 3 corsi di studi, credo che lei abbia interrotto al secondo. Però la sua grandissima intelligenza e curiosità ha fatto sì che diventasse veramente un punto di riferimento come persona della intelligenza culturale di Cortina. Se Rachele vi ha incuriosito, se vi ha affascinato anche solo un po', sappiate che siamo solo all'inizio. Nella prossima puntata entrerà in scena il primo ospite illustre. Si parla di amicizia, di un amore, anche di una proposta di matrimonio, di una storia di profondo affetto che ancora una volta è passata da quella cucina. Se questo racconto vi è piaciuto, non perdetevi il prossimo episodio. Avete ascoltato Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle. Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Mina Buscicchio Balsamo, Paola Franco, Francesco Chiamulera e al Comune di Cortina d'Ampezzo.